Allora, riprendiamo un po' il filo del nostro discorso con Viveracqua, che, ricordiamolo, riunisce tutti quelli che sono i consorzi, quasi tutti, ce ne sono uno o due sono fuori, no? Se non sbaglio, a livello regionale, quindi sono tutti riuniti, ognuno opera in modo autonomo e indipendente, però per certe attività di coordinamento fondamentali interviene Viveracqua e quindi risparmio di risorse, si riescono a ottenere dei prezzi più vantaggiosi, quindi per spiegarlo proprio ai non addetti ai lavori, si riescono a fare dei progetti e accedere a dei finanziamenti europei molto importanti, si ha anche una visione organica di insieme che a volte è molto utile, cercando poi di evitare di togliere tutti quei particolarismi che sono molto sentiti dal territorio, perché questo è il solito problema, è come quando si parla di unione di comuni, ai noi, tutto nella teoria, poi nella pratica i cittadini hanno questo senso identitario molto forte che è tipico un po' dell'italiano. Tornando a noi, abbiamo parlato di lavori importanti e strategici in virtù di finanziamenti ottenuti con finanziamenti europei eccetera verso la regione del Veneto, che riguardano tanto le condotte idriche dell'acqua quanto anche i depuratori e il sistema fognario. Cosa vuol dire depuratori? Cioè in che senso siete intervenuti? Che tipo di esigenze c'erano? Lei diceva adesso che i cittadini sono molto abituati ad avere le cose diciamo nel piccolo, no? Italiani o comunque anche nel Veneto. Questo non è necessariamente un aspetto negativo, no? Ce l'hanno fatto vedere, da Monti in poi ce l'hanno propinato sì, dall'Europa. Ricordiamoci, prima piccolo e bello, dopo piccolo orrore. Sono perfettamente d'accordo. E noi che eravamo così contenti siamo stati distrutti da questo. Comunque sull'acqua, vuoi acquedotti, vuoi fognature, vuoi depuratori, sono cose locali per definizione, quindi appartengono al territorio. Noi non abbiamo i depuratori che servono i milioni di abitanti, come può essere per le grandi città, può essere Milano, Torino, Roma, abbiamo un policentrismo diffuso, quindi le opere sono comunque locali, quindi le persone sanno dove sono queste opere, sanno anche quali sono i problemi che portano, perché i depuratori appunto sono, ricordiamoci sempre che senza i depuratori avremo un disastro ambientale. Ci sono i depuratori che però devono essere sempre migliorati. Depuratori cosa vuol dire? Che l'acqua che esce dalle case e dalle fabbriche, usata, sporcata, prima di essere restituita nell'ambiente nostro deve essere trattata e pulita. Per far cosa? Per togliere tutte quelle sostanze che poi danneggiano l'ambiente, lo danneggiano in maniera importante, come possono essere le sostanze più tossiche, ma anche le sostanze che chiamiamo organiche, cioè il fatto che noi siamo degli esseri umani e quindi le sporchiamo in senso biologico. Se poi queste cose arrivano direttamente sui corsi d'acqua, portano per esempio a quegli effetti di qualche anno fa, vi ricordate l'eutrofizzazione delle coste, e queste cose si risolvono solamente se ci sono i depuratori. I depuratori servono a togliere quelle sostanze organiche, il carbonio, l'azoto, il fosforo, che poi consentono ai corsi d'acqua di essere corsi d'acqua rigogliosi, di avere i pesci dentro e di migliorare la qualità ambientale anche delle nostre coste. Il Veneto, come è noto, ha un suo forte sulle coste per tanti motivi. Senza i depuratori o con depuratori che non funzionano non avremo la possibilità di andare al mare d'estate o di andare sul lago di Garda o di partecipare diciamo, sulla vita dei fiumi che naturalmente comunque percorrendo delle zone antropizzate industriali sono naturalmente carichi, però senza i depuratori avremo problemi molto maggiori. Noi però soffriamo di chi depuratori magari non li sta facendo, non li ha fatti nel tempo come dovrebbe, no? Perché sappiamo che noi risentiamo di quel che arriva a monte. Sì, questo è vero. Diciamo che anche la sensibilità sulla qualità ambientale, sulle esigenze ambientali è sempre maggiore, no? E quindi anche le normative europee che guidano un po' gli interventi che si fanno a livello comunitario sulle acque sono sempre più esigenti. Allora questi interventi che noi stiamo facendo quasi mai servono a fare nuovi depuratori perché non esistono, quasi sempre servono a potenziare i depuratori attuali, a renderli più capaci di trattare le acque e quindi a migliorare l'impatto e migliorare la qualità poi dell'ambiente. Quindi partiamo da infrastrutture fatte dai nostri nonni, di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché non c'erano mica solamente gli acquedotti, c'erano anche le fognature, c'erano anche i depuratori fatti dai nostri nonni, naturalmente a quel tempo fatti come si poteva. Adesso ci sono le conoscenze, le capacità per fare le cose meglio e questo è l'obiettivo dei soldi che stanno spendendo in questo momento. Abbiamo anche, da ultimo cito,
Spesso si sente parlare di procedure di infrazione comunitarie che aggrediscono, tra virgolette, l'Italia su molti fronti, anche sul fronte ambientale. Siamo indietro sulla parte delle fognature, dei depuratori, molto in alcune zone d'Italia, meno in altre, tipo le nostre, però abbiamo anche noi le nostre cose da sistemare. Questi investimenti che stiamo facendo hanno questo obiettivo, di metterci a livello migliore come i paesi europei, diciamo, chiamiamoli quelli del nord, che sono su queste cose sicuramente un passetto più avanti di noi. Ecco, la qualità dell'acqua di falda, perché tante volte si è parlato dei problemi di sversamenti, di cose, poi quando appunto i depuratori non sempre erano all'altezza della situazione. Ci sono consorzi che dicono che la nostra acqua di falda è eccezionale, verificata, controllata, eccetera, e quindi esiste un centro analisi unificato che faccia le verifiche sulla qualità dell'acqua? In questo momento esistono molti centri di analisi, esatto, nel senso che la nostra acqua è un'acqua molto molto controllata. E ciascuno, la mia società analizza 30.000 parametri sull'acqua all'anno. Cumulativamente abbiamo 100.000 analisi come 14 gestori che facciamo sull'acqua. Come Regione Veneto siamo messi abbastanza bene controllata. Quello che vorremmo fare, è uno dei nostri principali progetti che stiamo sviluppando in questo momento, è quello di avere un laboratorio unico che sarà un laboratorio unico con un risparmio di costi e ovviamente con delle conseguenze proprio di efficientamento, diciamo così, economico e pratico, con dei risvolti immediatamente tangibili lato costi. Ma che potrà sviluppare anche un centro di ricerca molto molto avanzato, perché proprio sommerà le competenze già specialistiche di tutti i gestori, anche nello studio e nel monitoraggio delle falde, perché purtroppo di emergenze, di problemi dovuti all'inquinamento, come diceva lei prima, che sono frutto di una forte industrializzazione degli anni passati, porteranno sicuramente delle conseguenze, le stanno portando delle conseguenze e non possiamo che affrontarle. Immediatamente. Ci sono problemi periodici ricorrenti, adesso stiamo parlando del problema della siccità, un periodo estremamente siccitoso in certe zone, più di un mese e mezzo, 2 mesi che non cade una goccia d'acqua, insomma periodi invece di acqua, di grandissima piovosità, e tante volte il problema, se ne parlava anche proprio ieri con il presidente di un'associazione dell'agricoltura, è quello dell'estrema siccità o dell'estrema caduta d'acqua e della qualità quindi anche dell'acqua, che è un bene indispensabile per la nostra vita, per l'abbeveraggio, ma anche per il settore agricolo, che è un settore economico primario. Il nostro bacino idrico è in grado di sopperire alle eventuali carenze, tipo in un periodo come questo, ci sono le estati estremamente secche, eccetera, siamo in un equilibrio oppure c'è da preoccuparsi? Visto che si parla sempre di sistemi mondiali, adesso poi il tema ambiente è di estrema attualità. Secondo voi, ve la giro a entrambi, perché dopo magari ognuno per la propria competenza, magari lei lo può fare esatto per Centro Veneto Servizi. Ma no, lo dico in maniera molto semplice, anche semplicistica. E il sistema idrico è fortemente interconnesso. Io non ho la mia infrastruttura che parte da un pozzo o parte da una fonte e arriva alla mia rete di distribuzione. È interconnessa, ecco, in particolare per esempio la mia è fortemente interconnessa con quella di Acque Vicentine, con quella di Etera. Abbiamo addirittura una condotta in comune che gestiamo in comune, che parte da Camazzole e arriva. Insomma, sostanzialmente. Diciamo che è un sistema sempre più studiato insieme e gestito insieme, in modo che ci possano essere dei bilanciamenti. Quindi qualche litro secondo si può emungere da qualche altra fonte se qualcuna è carente. Anche in caso di emergenze, anche emergenze per qualche contaminazione, anche occasionale. Qualcuno che sversa, semplicemente scarica qualche cosa su una fonte. Ecco, tutti questi problemi sono emergenze che in qualche maniera sappiamo gestire, perché proprio le nostre reti sono interconnesse. Quindi una miglior gestione del sistema acque nel suo complesso. Sì, sicuramente, anche perché possiamo, penso tranquillamente affermare che non abbiamo delle criticità
significative sull'acquedotto, a parte su alcune situazioni sulla qualità, però non abbiamo dei sistemi che non funzionano. Però abbiamo dei sistemi che in prospettiva potrebbero avere delle loro debolezze. Appunto questi fenomeni climatici che nessuno sa ben dove porteranno, se in questo momento il Veneto certamente non si può considerare una regione povera d'acqua, abbiamo un materasso alluvionale potentissimo, falde molto potenti, però in certi momenti storici, 2003 non è lontanissimo, lì ci sono stati degli episodi di criticità anche sugli acquedotti. Questo ci fa pensare e ci stimola a trovare delle soluzioni che consentano di risolvere o di affrontare i problemi con una scala dimensionale molto ampia. E quindi il fatto che i gestori che hanno le loro infrastrutture, la loro gestione, colloquino assieme e trovino anche degli investimenti da fare assieme in quest'ottica, penso che sia assolutamente importante per i cittadini. Come dire, stiamo lavorando in un contesto organizzato per prevenire anche problematiche che in questo momento magari non ci sono, ma che potrebbero potenzialmente arrivare anche in tempi abbastanza, potrebbe essere anche in tempi rapidi, perché ripeto il 2003 è stato un anno particolare, ma nulla può essere che non risucceda di nuovo. Abbiamo dei momenti in cui abbiamo moltissima acqua, perché qualche anno fa, mi pare 2 anni fa, c'erano le falde della Pedemontana altissime, con grossi problemi di acqua nelle fognature, no? Adesso un po' di meno, quindi passiamo da territori ricchissimi d'acqua a certi momenti di criticità. Il fatto di lavorare assieme aiuta tutti a gestire meglio questi eventuali episodi. Parametri di qualità dell'acqua sono unificati e quindi quelli che sono i valori, perché sappiamo benissimo che di parametri ormai si vive e ogni tanto l'Europa sposta i parametri e noi che andiamo a inseguirla, oppure viene richiesto di portare i parametri ad altri livelli e il cittadino è un po' disorientato in questo, però ormai i cittadini sono molto informati sui parametri dei vari valori di sostanze presenti, e quello che lascia un po' a volte così perplessi è che da una parte all'altra d'Italia questi parametri cambiano a seconda dei gestori. Ecco, è unificato a livello veneto o ci sono delle similitudini? Cosa si può dire a riguardo? Allora, i parametri chiedo sono... anche a lei più o meno. Sì, sono parametri nazionali. I parametri sono quelli di legge e quindi i riferimenti non possono essere certo a carattere territoriale. È vero che le acque sono delle sostanze viventi, anche forse uso un termine ingegneristico e meno poco scientifico, però certamente sono sostanze viventi, quindi hanno delle loro caratteristiche differenziate. E i parametri distribuiti, l'acqua distribuita dai gestori in Veneto sono assolutamente in linea con la normativa. Vogliamo anche dire che sono di eccellente qualità e questo penso si possa affermare con tranquillità. Facciamo molte analisi, molti controlli e quindi su questo naturalmente possiamo dare tutte le certezze. C'è da dire una cosa, ed è che in prospettiva, e la Comunità Economica Europea sta stimolando in questo, la qualità delle acque sarà sempre più verificata, perché ci sono anche degli inquinanti cosiddetti emergenti che derivano dal sistema antropico, che adesso non si conoscono ancora o di cui non si sanno gli effetti. Evidentemente il fatto di lavorare assieme, di avere un laboratorio unico, di fare investimenti assieme, di avere infrastrutture collegate, credo che ci ponga nella migliore condizione di gestire, di prevenire anche queste evoluzioni sui parametri, sugli inquinanti emergenti che la Comunità Economica Europea guiderà e sul quale naturalmente, se i gestori sono pronti, possono dare sicurezza ai cittadini, se i gestori invece non sono pronti, banalmente i risultati poi li pagheremo. Tra l'altro, organizzare gli acquedotti per rispondere alle esigenze e alle emergenze non è una cosa che si fa velocemente. Ma infatti i non addetti ai lavori forse non riescono a comprendere questo. Perché quando una falda ha dei problemi non lo risolvi nel giro di poco, hai bisogno di investimenti, hai bisogno di tempo, hai bisogno di investimenti, assetti degli impianti di un certo tipo, quindi se le cose si prevengono naturalmente è l'impostazione migliore. Ciò non toglie che per esempio con le emergenze note che ci sono state in alcuni territori del Veneto anche negli ultimi anni, questo fatto di lavorare assieme tra i gestori ha fatto dare delle risposte immediate. Il tema dei perfluoroalchilici, che è un tema che bene i vicentini, i veronesi e i padovani conoscono, possiamo aver dato tranquillità ai cittadini, al di là di tutte le polemiche che ci sono state, per il semplice motivo che abbiamo avuto dei tempi di reazione immediati, lavorando anche assieme. Da soli probabilmente avremmo avuto maggiore difficoltà. Ecco, prego.
per quel che la riguarda, che delle sue conoscenze specifiche, perché poi appunto oltre al sistema Viveracqua lei anche gestisce un territorio specifico. Sì, anche l'ingegnere Trolese è il direttore generale di Acque Vicentine. Acque Vicentine, infatti. Perché Viveracqua è appunto un'operazione nata dal basso e gestita direttamente dai direttori generali, quindi anche noi siamo membri, il presidente, il vicepresidente e il terzo membro è un consigliere di ETRA, siamo i direttori generali delle società che ne fanno parte. Sì, non siete entità staccate che vengono da un altro mondo, esatto, eccetera. E non è una sovrastruttura, siamo noi che abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e lavorare insieme. Ecco, questo forse ancora fa comprendere altre dinamiche, che molti dicono ecco l'ennesima entità che va... Esatto, non è l'ennesima, infatti abbiamo scelto la forma consortile proprio perché è lo spirito che anima la nostra aggregazione, il nostro lavorare insieme, è consortile, certo. Cioè lavorare insieme, costruire le cose condividendo progetti e anche processi. Quindi il problema delle perfluoroalchiliche, di questi nuovi contaminanti, riguarda una fonte che è quella di Almisano, che serve un territorio molto vasto, quindi in parte il territorio del Vicentino gestito da Acque Vicentine, una parte del Vicentino gestito da Centro Veneto Servizi e qualche comune del Padovano adiacente appunto alla zona vicentina. Ecco, come diceva bene l'ingegnere Trolese, quello che abbiamo potuto fare effettivamente è stato quello di intervenire prontamente, subito, in base al principio di precauzione, abbattendo queste sostanze perfluoroalchiliche con dei sistemi di filtrazione a carboni attivi. Quindi come gestori siamo intervenuti subito per... Ma come vi siete accorti di questo? Proprio per spiegare a chi non capisce questi meccanismi, come è avvenuto? No, è una domanda interessante perché spesse volte anche nei dibattiti pubblici si crea un po' di sovrapposizione nei ruoli, no? Noi siamo i gestori e noi dobbiamo servire l'acqua secondo una qualità che ci viene detta dalla normativa, quindi dei limiti di legge di cui certo. parlavamo prima, e non siamo noi che decidiamo i limiti, noi dobbiamo rispettarli. Ecco, quindi a noi dicono quali sono i parametri di qualità che dobbiamo rispettare e noi l'acqua la dobbiamo distribuire certo. rispettando quei parametri. Quindi l'indicazione, diciamo, la segnalazione di questi nuovi contaminanti che non sono previsti nell'elenco appunto dei parametri di legge è arrivata dalla Regione, una nuova entità. Sono quei contaminanti emergenti di cui si parlava prima e per i quali comunque dobbiamo essere attrezzati e preparati, ecco anche perché il progetto del laboratorio unico quindi ci alza anche il livello delle competenze, perché tutti certo. insieme, e la segnalazione è arrivata appunto dalla Regione e immediatamente abbiamo insieme impostato una metodica di campionamento, cioè come fare le analisi, come fare i prelievi, perché non esisteva un'analisi di questo contaminante. Quindi emergenza totale, attivarsi, ci siamo attivati, ci siamo incontrati tutti insieme, anche con il coordinamento della Regione, delle ARPA, con le ULS, tutti insieme, abbiamo fatto i prelievi, i campioni e siamo anche intervenuti prontamente, quindi abbiamo montato su perfino a noleggio, perché non sapevamo ancora, cioè non avevamo neanche i tempi per fare un progetto con le varie approvazioni, i sistemi di filtrazione per abbattere subito questi contaminanti. Poi nel frattempo poi abbiamo aumentato anche il livello di filtrazione e stiamo anche pensando a delle soluzioni più definitive, anche più a lungo termine, abbandonando le fonti che sono magari più compromesse, più contaminate e proprio con il sistema che abbiamo detto essere interconnesso, prelevare acqua da altre fonti. Le cause scatenanti, nella fattispecie qui è stato PFAS, questa sostanza, questo PFAS che è comparso, ma quali possono essere? Perché sono sostanze che non sono codificate, non rientrano tra quelle che devono rispettare certi parametri, le solite, no? Che tutti ormai conoscono, che poi possono andare fuori dai limiti, allora bisogna intervenire, ma queste non erano proprio previste, annoverate, chissà magari quante altre poi col tempo si vengono a scoprire. Ma le cause scatenanti quali possono essere? Sempre l'attività antropica dell'uomo, magari industrie che fanno eccetera, o ci possono essere altri fattori che intervengono? Perché qui andiamo nell'imprevedibilità, però è in gioco la salute dell'ambiente, delle persone. Sì. Beh, in questo caso specifico sono proprio delle lavorazioni industriali.
Queste sostanze perfluoroalchiliche sono originate dai processi lavorativi dove si impermeabilizza, quindi tipo le pentole di Teflon, certo, il Gore-Tex, sono tutte le sostanze impermeabilizzanti, la carta forno, cioè tutte quegli oggetti impermeabilizzati. Esatto. Che quindi non avrebbero dovuto queste molecole. Esatto, quindi avrebbero dovuto loro stessi dotarsi di qualche cosa. Bravissima. Che non si sa che cosa, certo, di impianti. Certo, è quello che diceva l'ingegner Trolese. E prima di sversare nei corsi d'acqua o nel terreno i reflui, gli scarti di lavorazione liquida devono essere trattati, devono essere fatti degli impianti di trattamento. Certo. Parliamo a questo punto di rifiuto, dell'acqua come rifiuto. Sappiamo che c'è una normativa cogente, incredibile, sui rifiuti delle aziende. In questo caso qua, quest'acqua non so neanche se era codificabile come rifiuto, ma diventa qualcosa che va presa in esame da parte delle aziende. Le aziende sono strutturate per fare investimenti di questo tipo e può un consorzio come il vostro intervenire per costringere, quindi a livello cogente, queste realtà, perché questo non si verifichi più, perché dopo a pagarne siete voi sostanzialmente, tutti i cittadini per carità, però i consorzi? Beh, evidentemente... Questo perché magari tanti si pongono, chi ci ascolta si pone questo problema. Certo, dobbiamo comunque distinguere gli ambiti delle competenze, no? Allora, il gestore, come noi, si occupa delle fognature, quindi noi controlliamo, monitoriamo eccetera, quello che viene scaricato nelle fognature. Penso di poter dire che gran parte delle ditte scaricano nelle fognature, quindi possiamo dire che i nostri controlli servono da stimolo e alle volte anche costringono le aziende a migliorare. Vi mettete alle strette, insomma. Poi evidentemente non ci sono solamente le fognature dove avvengono gli scarichi, perché possono esserci, come succede, delle ditte che scaricano direttamente nei corsi d'acqua con degli impianti di trattamento. In quel caso evidentemente il gestore della fognatura nulla può, perché... Ma non potete interagire con le istituzioni, quindi a livello regionale, per far sì che chi è responsabile in qualche modo... I rapporti di collaborazione ci sono, naturalmente riconoscendo quali sono i problemi e da dove sono originati, perché poi dobbiamo anche evitare le confusioni, ce n'è già abbastanza su questi argomenti e quindi dobbiamo essere molto attenti. Assolutamente. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi.